Anche nel veneziano è stato riscontrato un caso di febbre del Nilo su un quarantenne di Noale, un donatore di sangue. A scoprire l'infezione sono stati gli operatori sanitari del laboratorio di biologia molecolare dell'ospedale di Dolo, dove vengono analizzate le sacche di sangue prelevate dai donatori. L'uomo colpito dal virus non presenta alcun sintomo, come accade nel 95% dei casi delle persone contagiate, e non saranno necessarie cure, anche se andrà tenuto sotto controllo. Intanto dall'Avis arrivano delle rassicurazioni su eventuali possibilità di contagio. E non devono preoccuparsi per quanto riguarda i controlli i donatori attuali, quindi il sangue veneto subisce una serie di controlli molto accurati, per cui la preoccupazione non c'è. Casomai questo riguarda i donatori saltuari, quelli che vengono da fuori regione, che avranno la necessità, anche quelli dell'Emilia Romagna, perché iniziate in Emilia Romagna e si è spostata poi nel Veneto, avranno necessità di avere un periodo di quarantena, tra virgolette, quindi di attendere un po' prima di tornare a donare. Però il sangue veneto subisce dei controlli secondo le normative europee molto accurati e quindi non devono temere i cittadini veneti e men che meno i donatori. La febbre del Nilo è un virus trasmesso dalla puntura di zanzara infetta del genere Culex, molto diffusa anche in Italia. Quasi sempre il virus non presenta alcun sintomo, ma in alcuni casi può provocare mal di testa, nausea o linfonodi ingrossati. Solo nell'1% dei casi si manifesta in forma grave, colpendo il sistema nervoso centrale. Ad essere colpite sono soprattutto le persone con le difese immunitarie basse, quindi anche gli anziani. Nei vari comuni della provincia in questi giorni gli operatori di Veritas sono al lavoro per cicli di disinfestazione larvale preventiva nelle aree pubbliche.